vero sarebbe di mettere assieme Italia dei Valori, Sinistra e Libertà, la Federazione della Sinistra, tutti quelli che ci stanno, sindacato, movimenti di base, associazioni, ALBA, comitati e avanti, e provare a fare un polo di sinistra che si candidi a governare il paese, ma che se non ce la fa a vincere le elezioni faccia almeno un punto di forza vero, perché altrimenti in questo meccanismo qui il rischio è che quelli vanno avanti come un treno e che la gente, tra la gente passa la disperazione, perché c'è l'impressione che non riesci a reggere niente, per cui in una situazione così almeno riuscire a costruire un'opposizione robusta in Parlamento e nel Paese e unitaria sarebbe un punto decisivo, perché altrimenti il messaggio che passa è non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Questo era per dire sul piano politico, per cui oggi c'è stata questa cosa che io ritengo negativa. Per quanto ci riguarda noi riproponiamo all'Italia dei Valori e lo riproponiamo ancora a Sinistra e Libertà, ma è evidente che da settembre bisogna mettersi a lavorare per costruire una lista unitaria di sinistra che ponga questi temi qui. Io credo che noi dobbiamo essere molto chiari, non è che possiamo dire a tutti gli altri che ci sono in giro entrate nella lista di rifondazione della federazione. Io penso che noi dobbiamo dire sta succedendo un cataclisma, lavoriamo insieme dal basso a costruire insieme una lista in cui ci si ritrovino tutti quelli che vogliono fare un'alternativa al governo Monti, che vogliono fare un'alternativa a queste politiche, provare a costruire uno spazio pubblico, veramente un'aggregazione di sinistra che permetta a tutti di ritrovarci dentro.